30 circa, rimane rigido, la seta che viene utilizzata ha un colore giallo, quindi il bacco da seta produce direttamente il colore giallo, ma voi sapete che in natura i bacchi da seta possono produrre seta bianca, rosa, eccetera, ma addirittura quello di Orgosolo si è mutato nel tempo, tanto da produrre un tipo di seta che viene chiamata specie Orgosolo. Nell'Istituto di Bachicoltura di Padova voi proprio trovate la seta di Orgosolo con le uova eventualmente che ci aiutano a tenere viva questa nostra tradizione. Attualmente ad Orgosolo c'è un unico allevamento, un'unica donna che ancora si prodiga ad allevare il bacco da seta e tesserlo in casa sua. Perché ha questo colore particolare? Perché la parte dell'ordito rimane gialla, ma la parte che è dedicata invece alla trama, per chi non sa cosa sia, è la spola che entra nel telaio, quindi la parte orizzontale, si tesse su telaio orizzontale, è questo, viene tinta con lo zafferano a freddo, quindi ha questi colori ocra rosso, soprattutto all'inizio. La particolarità ulteriore qual è di questo copricapo? Noi non lo possiamo mai lavare, noi non ci possiamo truccare, prima di tutto perché le anziane ci hanno insegnato che nel nostro costume non esiste trucco. Questo è stato tramandato da noi, non si è mai concessa una leziosità, e questa non è che bisogna dire sì, è vero, è giusto così, no, in altri paesi le donne questo in passato ci tenevano assolutamente. Pensiamo ad Dorgalli, Orgosolo no, sicuramente anche perché il copricapo privava anche la possibilità di potersi, oltre che culturalmente era impensabile, però anche un copricapo particolare che non te lo permetteva. Essendo seta grezza, quindi sul lionzo rimane molto rigido, soprattutto all'inizio, seta che non si può lavare, noi non ci possiamo assolutamente truccare perché rimarrebbe macchiato. È un pezzo che noi non ci prestiamo, raramente ci prestiamo tra di noi, almeno che non è proprio una persona che conosciamo che lo tiene bene. Vi dirò anche di più, che se si suda rimangono anche le macchie del sudore, soprattutto nel collo. È molto delicato. Allora, quando Giulionzu è nuovo, non esiste proprio nessuna diciamo, macchiolina impercettibile. Quando Giulionzu inizia a essere indossato inizia a rimanere il primalone, lo vedete? Io questo l'ho indossato per sposare, quindi 2 volte, 3 volte per processioni, e ho lasciato il primalone, questa lona e questa parte del mento. Questo a noi che mettiamo Giulionzu ci indicherà sempre che deve ritornare nella stessa posizione, perché il rito della intura noi la chiamiamo, cioè cingere Giulionzu attorno al capo, ha delle regole ben precise. Allora, tieni questo, Giacaretta è a posto, ha delle regole ben precise perché deve cadere e ritornare sempre nello stesso punto. La scatolina ce l'hai tu, Appuntiamo Giulionzu con delle spille, le più antiche, come le indossa appunto Elena, sono queste, vedete? Si usavano un po' in tutti i costumi, anche Nuoro dovrebbe averle ugualmente, sembrano dei piccoli martelletti. Non vi preoccupate perché appunto sulla cuffietta non faccio fuori mia figlia, ma nessuno. Da questo ora un po' di ironia ci vuole, perché sono sicura che avete anche fame e mi state dicendo ma sbrigati. Abbiamo quasi fatto. Allora, questa è una benda quindi rettangolare molto semplice. E questa parte deve cadere sempre in basso e al centro. Nella parte inferiore Giulionzu fa un giro. Non è facile da mettere, soprattutto da imparare all'inizio, proprio per la rigidità del copricapo. Non deve essere indossato né troppo avanti né troppo indietro. Nelle foto antiche avrete visto sicuramente molto
veniva indossato molto avanti, perché chiaramente c'era anche culturalmente un'altra questione, che le donne, come vi dicevo prima, tendevano a coprirsi tantissimo. Noi Naramoso, quando è molto avanti sull'Iunzu, cioè quando il viso è un pochettino più coperto, Naramoso è sfortoso, cioè è molto avanti. Quando invece è molto dietro, troppo dietro, oltre l'occhio, è schizzau. Si prende una piega che non viene così molto facilmente, però ci si aiuta con le mani, si passa e si stringe bene sotto il collo in modo tale che rimanga fermo. Vieni su con noi, si gira qua, questa parte, e come vedete ricorda un pochettino anche lo stesso modo di cingere le bende di Nuoro, le bende dei paesi circostanti, perché quella era la fattura, diciamo, il movimento. E che chiaramente in questo caso abbiamo una benda che è più dura da modellare addosso. Cammina sulla piega laterale. Lo rifermiamo. No, 3 ore no per vestirsi, l'ho sentita. Perché, vi spiego anche perché quando in passato mettevano il costume, stiamo parlando anche di un abbigliamento che adesso, nel caso della sposa, chiaramente si faceva molto spesso il costume proprio per la sposa e si teneva a vestirla in modo preciso, quindi un'ora e mezza, anche adesso assolutamente. Ma voi immaginatevi prima le mamme di famiglia, dovevano scendere, dovevano andare in chiesa, alla messa. Sapete che c'è il ricordo di tante persone che le donne stavano uscendo di casa